senza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani, lontani. Con il cielo nella mente sto correndo verso te, siamo nella stessa sorte che da niente ci cambierà. Aspettiamo solo un segno, un destino, un'eternità, e dimmi come posso fare per raggiungerti adesso, per raggiungerti adesso, per raggiungere te. Siamo gocce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono infrante come pioggia su di noi. Le parole sono stanche e so che tu mi ascolterai. Aspettiamo un altro viaggio, un destino, una verità, e dimmi come posso fare per raggiungerti adesso, per raggiungerti adesso, per raggiungere te. E al Teatro Elettra di Iglesias ritroviamo l'assessore alle politiche sociali che abbiamo lasciato 12 mesi fa, proprio con un appuntamento che riguardava Diverso. Esatto, quindi sono onorata di proseguire questo percorso che ci vede insieme alla Casa Rosa promotori di inclusione sociale attraverso la lettura, attraverso la musica e il teatro, e pensiamo che questi strumenti messi a disposizione di tutti non possano che creare bellezza per i nostri concittadini, per il nostro territorio, quindi essere partner di questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi e felici, pensando di proseguire su questa strada, di parlare di inclusione attraverso strumenti diversi. Un percorso molto al femminile per quel che riguarda la constatazione che abbiamo fatto in queste giornate di Diverso. Sì, esatto, il fatto che siano protagoniste la FIDAPA, che è storicamente un'associazione tutta al femminile, o l'associazione Giulia Giornaliste, sicuramente rimarca il fatto che comunque una certa sensibilità è maggiore rispetto a determinate tematiche, rispetto ancora al mondo maschile, forse perché anche l'attività di cura rispetto a determinate dinamiche è ancora purtroppo riservato al mondo femminile, quindi la maggiore attenzione di conseguenza viene maggiormente attenzionato proprio dalle donne. Allora appuntamento al prossimo anno? Sicuramente sì, grazie ancora. FIDAPA si conferma anche ad Iglesias al fianco della Casa Rosa.
Come sempre siamo quasi gemellate ormai, questa è la seconda attività che facciamo con la Casa Rosa, con Maristella. È una collaborazione che dura da decenni ormai, quindi sia come FIDAPA che come Casa Rosa. Ne approfittiamo sempre per ricordare qual è il vostro percorso, il vostro messaggio, il vostro lavoro. Abbiamo più di 52 anni di servizio attivo ormai qui ad Iglesias. La FIDAPA è un'associazione a livello internazionale e nazionale, chiaramente parte dall'America e poi dopo viene in Italia negli anni della guerra e del fascismo. Ha un momento di impasse e poi dopo si riprende attivamente da Roma in tutte quante le città dell'Italia. Noi in ogni regione abbiamo tantissime sezioni, in Sardegna ce ne sono 11 e qui ad Iglesias noi abbiamo 52 anni di attività. Che quest'anno diverso ritorna a Iglesias al Teatro Elettra. Sì, oggi siamo al Teatro Elettra che ci accoglie sempre con una ampia platea. Oggi presenteremo il libro di Ciriaco Offeddu, la storia di una bambina abusata. Trattiamo la tematica della violenza in questa occasione. La trattiamo non solo con la recitazione di brani tratti da questo libro, molto interessante, ma anche attraverso la musica, quindi abbiamo scelto dei brani proprio a tema e poi siamo qui perché presentiamo questo libro proprio in quanto questa bambina da Gairo è stata portata nell'orfanotrofio di Iglesias e quindi ha vissuto qui 5 anni, quindi parliamo di una storia vera e abbiamo voluto realizzare questa iniziativa, questo appuntamento del Festival Diverso ad Iglesias proprio per questo motivo. Era già un corpo che sembrava di cera. Avevo sentito una sensazione di pace, la sua e la mia. Non c'era più la tensione tragica della malattia. Lui era libero. Ci era trattenuto appena per guardarci un'ultima volta, ognuno supino nel suo letto. Ed era volato via leggero, lui che non riusciva neanche a muovere la testa, a deglutire. Che cosa c'era da dire ancora? Niente. Ci eravamo parlati prima che lui perdesse la voce e ci eravamo abbracciati 100 volte, come due naufraghi che vedono la costa perdersi. Ci eravamo cercati di notte, io gli toccavo un braccio quando sentivo che lui era sveglio e accendevo la luce. I suoi occhi lacrimavano e io gli dicevo. Protagonista della giornata di Iglesias è autore di un volume NN. Questo titolo, Offeddu, ci racconti? Beh, il titolo che si adatta proprio bene alla storia, perché la storia parla di una bambina praticamente di 11 anni che viene purtroppo abusata dal nonno e quindi ha una bambina, proprio a 11 anni, quindi dà alla luce una bambina e lei viene, diciamo così, nascosta alla famiglia con un nome dato ad hoc, come si usava allora, e con una, diciamo, identità NN, perché a quei tempi ricordiamoci che fino al 1975 c'erano i documenti che mettevano, c'era proprio una specie di timbro molto, molto devastante, insomma, se vogliamo, da un punto di vista identitario, che diceva NN, quindi nome nescio, che vuol dire non si conosce, il nome sconosciuto, insomma. Quindi, oggi questo termine non si usa più. No, assolutamente, per carità, è stato meno male bandito nel 1975, quindi da quel momento lì il discorso della paternità o maternità non viene più riportato e quindi credo che sia stato un grande passo umano prima che sociale, insomma, quello di abolire la dizione NN. Offeddu, come le è venuta l'idea di un racconto di questo tipo?
Ma perché me l'hanno raccontata durante un pranzo, un amico, e mi ha colpito molto, mi ha fatto venire i brividi, anche perché, diciamo, ignorantemente non conoscevo questo tipo di aspetti. Poi dentro, lavorando per il libro, invece ho scoperto che purtroppo ancora oggi ci sono e quindi sono ancora una piaga. Però la cosa che mi ha così proprio colpito è stato il fatto di questa bambina di 11 anni che affronta poi la vita, deve affrontare la vita, e allo stesso tempo la figlia che viene abbandonata e quindi deve affrontare anche la vita. Quindi mi ha colpito molto, mi ha colpito molto.